e benvenuti a questa conferenza di storia e tradizione. Storia perché parleremo di fatti realmente accaduti, e tradizione perché parleremo di una festa che è una delle più importanti del calendario ebraico e che cade proprio in questi giorni, dura 8 giorni. Perché questa conferenza a Ceneda? Perché Ceneda è stata per più di 4 secoli sede di una comunità ebraica, e di questa piccola comunità, di questo insediamento, ci sono ancora parecchie testimonianze. Ci sono le case che componevano il ghetto, ci sono i magazzini dei cereali di Giacobbe Coneyan, c'è il cimitero ebraico e soprattutto c'è moltissima storia. E un modo alternativo per raccontare la storia è attraverso la tradizione. Questa è una festa di tradizione, quindi è un ottimo inizio. Devo dire che era parecchio tempo che pensavo di realizzare qualcosa del genere, ma non trovavo la convergenza di interessi giusta, e solo recentemente appunto si sono verificate proprio tutte le cose che dovevano esserci per poter fare, quindi creare questa serata. Ringrazio pertanto tutti quelli che a vario titolo hanno collaborato. Sicuramente il Comune di Vittorio Veneto, ci raggiungerà poi l'assessore Uliana, che è impegnata nella giunta, l'Associazione Culturale Ceneda, qui presente c'è il presidente che si dà molto da fare e quindi lo ringrazio, grazie Aldo. Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche, qui c'è la presidente Loredana Imperio, grazie a Loredana per il supporto. La comunità Chabad Lubavitch di Venezia, qui abbiamo il rabbino qui. L'ensemble Salomone Rossi e Lidia Cevidalli, che è uno degli sponsor della serata, e poi Max Saro, che non so se è presente qui, ma è colui che ha realizzato fisicamente, proprio con le sue mani, la Hanukkah che vedrete poi fuori, che quindi il rabbino Rav Rami accenderà, e questa è appunto la sua opera. Ecco, che cosa faremo nei prossimi 50 minuti, 60 minuti? Allora, dopo questa mia breve introduzione, lascerò la parola per un inquadramento storico dell'epoca del Secondo Tempio a Giovanni Tomasi. Dopodiché passo la parola a Rav Rami Banin, rabbino di Venezia appunto, e poi lo stesso Rav accenderà le luci. Ci sposteremo fuori, dove nel frattempo sarà allestita appunto la Hanukkah che andremo ad accendere, quindi con il rito dell'accensione. Questa sera verranno accese 5 luci su 8 e poi ci spiegherà meglio il rabbino. E poi in finale proprio offriamo dolci tipici della Hanukkah, cioè sono dei subganiot e sono dolci che assomigliano ai nostri krafen. Ecco, questo per... Bene, ma chi è Rav Rami Banin che abbiamo qui ospite? È rabbino della comunità ortodossa chassidica Lubavitch di Venezia. Cresciuto a Bologna, si è trasferito per gli studi rabbinici a New York. Poi viene mandato dal proprio maestro, il rebbe di Lubavitch, ad aprire un centro di studi chassidici a Venezia, dove stabilisce un programma per ravvivare la vita ebraica praticante nel ghetto di Venezia e in altre città venete. In quest'ottica ha fondato una yeshiva, una scuola rabbinica a Venezia, unica nel suo genere in Italia, dalla quale in 15 anni hanno conseguito il diploma di rabbino oltre 100 alunni, i quali sono oggi a loro volta rabbini a capo di comunità in varie parti del mondo. Nei programmi futuri vi è un centro studi aperto a tutti che ricercherà, insegnerà, diffonderà quei valori della Torah e del monoteismo dedicati a tutta l'umanità e compatibili con tutte le culture.
insegnamenti chiamati genericamente il patto noatico o le 7 leggi di Noè. Ecco, un'ultima cosa, prima di lasciare la parola a Giovanni Tomasi. Rav Rami risponderà, chiaramente se ci sono domande sulla tradizione ebraica, sull'ebraismo. Ovvio che questa non è la sera per domande a sfondo politico. Tutto qua. Ecco. Bene, Giovanni. Prego. Buonasera e Hanukkah Tova a tutti quanti. Io vi faccio solo un brevissimo inquadramento storico, perché la festa della Hanukkah non è una festa biblica, è una festa che ha una data ben precisa, che è il dicembre del 164 a.C., che è l'inizio della festa come la conosciamo noi, parte da lì e viene avanti. Ora, per inquadrare molto velocemente il periodo, devo partire un po' più indietro. Parto dal 323 a.C., quando muore Alessandro Magno e il suo vastissimo impero viene diviso fra i suoi generali, i diadochi. Sono 5-6 persone che si dividono praticamente tutto l'orbo terracqueo, un impero su 3 continenti. In particolare a noi interessano 2, che sono Tolomeo, cui andrà l'Egitto, e oltre all'Egitto andrà anche la Giudea, che fa parte in quel momento dell'Egitto, mentre a Seleuco, un altro diadoco, andrà più o meno l'Iraq e la Siria. Sembrano cose antichissime, ma vi ricordo che Tolomeo e anche Seleuco naturalmente danno origine a tutta una dinastia di re. L'ultimo re della dinastia dei Tolomei è una regina, è Cleopatra, e la conoscete tutti. Cleopatra è greca praticamente. Per quanto riguarda i nostri 2, cioè Tolomeo e Seleuco, entrano abbastanza presto, ovviamente come tutti gli altri, in guerra fra di loro per i possessi dei territori, per cui diciamo, la terra di Israele passa da Tolomeo ai Seleucidi, in particolare passa a Antioco III, questo verso il 200 avanti Cristo. Antioco III fa altro che riconoscere l'autonomia amministrativa del territorio ebraico e riconosce ovviamente anche la religione ebraica. Questi sono seguaci di Alessandro, che era piuttosto largo di manica, con tutti i credi, religioni, razze e popoli. Non così farà il suo successore, che è Antioco IV Epifane, che è questo signore qui dietro. Questa è una moneta sua, da una parte c'è lui, Antioco IV, dall'altra parte della moneta c'è Zeus. Antioco IV, tanto per cominciare, raddoppia i tributi agli ebrei e poi parte con un programma di snazionalizzazione e di cambiamento anche religioso. Non ammette più in pratica l'ebraismo, quindi Gerusalemme viene chiamata Antiochia, viene fondata sulla parte alta di Gerusalemme l'Acra, cioè una roccaforte tenuta dalle truppe seleucidi greche, e poi più o meno nel 167 emana tutta una serie di leggi che stabiliscono la pena di morte per gli ebrei che osserveranno il sabato come giornata festiva, per quelli che circoncideranno i figli, e ordina anche la possibilità di mangiare, anzi l'obbligo di mangiare carne di maiale. Quindi stravolge completamente quello che è l'ebraismo come lo conosciamo noi e come era praticato da buona parte degli ebrei, perché una parte degli ebrei si era già profondamente ellenizzata, specialmente quelli della costa.
cioè greccizzata, parlava il greco, non più l'aramaico, seguiva le leggi ebraiche un po' meno strettamente, tant'è vero che in questo periodo i grandi sacerdoti ebrei si chiamano uno Giasone e il suo successore Menelao, quindi nomi tutti greci. Vengono mandati funzionari reali per attuare tutte queste nuove disposizioni, e in particolare a Modin, che è un piccolissimo centro fra Gerusalemme, sulla strada che da Gerusalemme va a Giaffa, il funzionario Seleucide incontra il sacerdote locale Matatia per imporgli queste cose e cercare di convincerlo a passare dalla parte Seleucide, promettendo onori, eccetera. Matatia uccide prima un ebreo che, eccolo qua, questo è una miniatura, diciamo, fatta a San Gallo, in Svizzera, dai monaci di San Gallo nel X secolo, ma si vede Matatia che prende per i capelli un ebreo che tiene un porcellino in mano, lo uccide, poi uccide anche il funzionario Seleucide e dà inizio alla rivolta. Lui ha 5 figli maschi, di cui, diciamo, il più importante per noi, ma combatteranno tutti 5, è Giuda, detto Maccabeo, cioè martello, e questi fuggono sulle montagne e cominciano la rivolta contro le forze seleucidi da una parte e contro gli ebrei ellenizzati, quindi è anche una guerra civile, è una guerra esterna contro i seguaci di Antioco IV Epifane, e una guerra civile perché combatte contro gli ebrei ellenizzati. È una guerra dei pochi contro i molti, ma la rivolta ha successo e in 3 anni, cioè nel dicembre del 164 a.C., i ribelli conquistano Gerusalemme tranne la cittadella, l'Acra, e quindi conquistano anche il Tempio. Il Tempio era stato completamente, era dedicato a Zeus, era stato dedicato a Zeus dai greci, e qui si verifica il miracolo della Hanukkah, di cui poi vi parlerà Rav Rami. A partire da questo momento il nuovo Stato ebraico cerca legami anche con l'esterno, per cui ci saranno patti di amicizia con Sparta, patti di amicizia con Roma, cioè con tutti quegli stati che potevano avere una funzione anti-greca. La rivolta è lunghissima, perché comincia nel 167 e finisce nel 141, cioè è una guerra che dura 26 anni. 26 anni, e voi potete immaginarvelo anche una guerra civile. Fra l'altro, dopo la morte di Antioco IV Epifane c'è una controversia dinastica all'interno del regno seleucide, e quindi gli ebrei approfittano di questa cosa, riescono a vincere, perché nel 141 si ritira anche la guarnigione greca dell'Acra, di Gerusalemme, riescono a rifondare il loro stato e parte una dinastia di re Asmonei che durerà praticamente dal 164, diciamo, fino al 63 a.C., quando la Giudea, il regno di Giudea, sarà conquistato da Pompeo, mettendo fine per l'ennesima volta a quella che era l'indipendenza dello Stato ebraico. Ecco, io volevo solamente farvi questo brevissimo spiegazione storica perché riusciate a capire più o meno. Ecco, se vai avanti, questa è la carta, diciamo, che vi rappresenta la zona dove stiamo parlando noi altri, cioè fra l'Egitto e la Siria. Vai avanti, l'ultima. Ecco, questa è una
Sì, una miniatura ebraica che viene da Alba in Piemonte del 400 e è l'assalto e la presa di Gerusalemme, naturalmente vista 1500 anni dopo che è successa. Comunque serve per chiudere il cerchio. Ecco, io ho finito questo brevissimo inquadramento, spero di essere stato più semplice possibile perché non è un argomento facile, e cedo immediatamente la parola a Rav Rami. Grazie dell'inquadramento. Vorrei prima ancora di cominciare a ringraziare sicuramente le associazioni, i presidenti che ci ospitano qua, Silvio, il professore che ci ha introdotto e che hanno organizzato tutto questo. Vorrei ringraziare ancora di più ognuno che è qua presente. Sono onorato di essere qua a Cinello, dove tutta questa zona, anche del Veneto, una parte del Veneto che ha sempre in qualche maniera ospitato le comunità ebraiche nei tempi più difficili, ma sempre in maniera un po' diversa e un po' più attenta, più aperta di altre zone italiane e europee. Per cui è più un onore poter parlare, essere qui, un onore vedervi qua presenti e spero che sia un inizio di tanti altri incontri con altre persone, ma comunque di un'apertura verso la cultura ebraica. E sono in particolar modo onorato e contento di cominciare questa cosa, comunque di essere qua oggi, che è Hanukkah. Hanukkah è una festa, come ho detto, commemoriamo un evento storico, dopo ci entriamo un attimo anche al momento miracoloso, a questa ribellione, questa guerra o comunque riconquista del Tempio che è avvenuta storicamente. Non è soltanto una festa storica, il popolo ebraico ha vissuto questa storia, questa festa, che poi è una ricorrenza di un evento storico, ma l'ha vissuta anno dopo anno nella storia, sempre nei momenti più difficili e meno difficili, ma l'ha vissuta sempre in una maniera attuale, in quanto questa guerra, questa ribellione che c'era dei Maccabei contro l'enormità di questo impero greco e questa potenza greca che opprimeva e non opprimeva, come ho detto, c'era un'accettazione di una vita sociale, ma non c'era un'accettazione dell'ebraismo. L'ebraismo nel suo credo era toccato, e per cui questa capacità dei pochi di imporre, di rimporre e di portare fuori una verità e attenersi alla loro linea, specie della fede, è sempre celebrata, è sempre sentita. Ed è non a caso simboleggiata con la luce, che la chiamiamo la festa delle luci. Non è il termine più esatto, ma il termine più usato, perché in una maniera più generale indica cos'è questa festa. La celebriamo, dopo di nuovo vedremo proprio la pratica. Si celebra con le candele, si celebra accendendo le candele, come avevo detto 8 candele, non è solo 8 candele, sono 8 candele che vanno crescendo, ma è una festa che ha un messaggio di luce, un messaggio in cui ognuno di noi nel suo singolo, nel suo piccolo, prende atto, prende coscienza del fatto che può cambiare le cose. Così come i Maccabei cominciano in 5, si radunano poca gente con loro e combattono, si mettono contro un impero intero, un'armata, un'organizzazione, una cosa forte. Così questo il messaggio poi non storico ma attuale della festa, il messaggio poi negli anni successivi era che ognuno di noi prende coscienza, e il messaggio della luce, questa candelina che accenderemo dopo anche noi, però che ognuno di noi, chi festeggia Hanukkah, accende in casa con i bambini, ogni bambino accende la sua candela, questa candela, piccola candela, che però dissipa, come si dice, i maestri della mistica ebraica insegnano che la luce, anche una piccola luce, una piccola fiammella, dissipa tutto il buio. Il buio non lotta in realtà, veramente, non è lì per lottare contro la luce automaticamente prende lo spazio del buio, lo illumina
con una certa facilità, vuol dire volendo questo movimento della luce, questa ribellione che ognuno di noi internamente può sentire verso le cose che non sono giuste, che non sono libere, che ostruiscono la vita di una persona, la ribellione che c'è in ognuno di noi, questa luce che uno può accendere dando il proprio messaggio, dando il proprio apporto. Ogni luce dissipa tutto il buio che c'è intorno, e questo è il messaggio di Hanukkah, che ognuno di noi è responsabile e capace non di fare rivoluzione, ma sì anche di fare rivoluzione. Non è questione di rivoluzionare le cose, anche se in questo caso Hanukkah è successa una rivoluzione e poi è venuta anche supportata e aiutata da miracoli divini, come vedremo, ma che ognuno di noi può cambiare le cose. E per cui vorrei che chiaramente dopo che riguardiamo un po' tutti gli eventi della festa, tanti concetti che celebriamo in questa festa, ma che il messaggio finale che sia che chi è qua oggi, chi in qualche maniera ascolta le candele di Hanukkah, ascolta un messaggio che non è solo storico, come dicevo, che è attuale, prenda coscienza e responsabilità che non è solo nel mondo, è vero, siamo tutti, chi è qua adesso e chi è con noi in senso generale, che vuole che in qualche maniera la luce, il bene, la giustizia, le cose giuste prevalgono, forse siamo in tanti, però non sono in tanti che contano, sono ognuno di noi che conta. Ognuno di noi, se prende coscienza, può cambiare le cose e deve cambiare, ha la responsabilità di cambiare le cose, ma la maniera particolare, fatto questa idea che una candela alla volta, le luci si accendono una candela alla volta, è che ognuno di noi è diverso, la pensa diversamente, ha idee diverse, è diverso proprio fisicamente, proprio perché, così dicono i maestri, una persona è creata fisicamente diversa proprio perché le sue idee, il suo spirito, il suo animo, il suo modo di capire le cose, capire e vedere il mondo è diverso, per cui può portare una luce, una visione, una rappresentazione, siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio, perché una rappresentazione del divino, una rappresentazione del mondo diversa da tutti gli altri, e quella luce necessaria, quel singolo che porta una luce in più, quella luce specificatamente, quella sua, quell'apporto che ognuno di noi porta, quella è necessaria per cambiare il mondo, per fare il mondo migliore. I Maccabei hanno capito questo, hanno visto che il loro apporto cambierà le cose, anche se sono solo 5, anche se in 5 hanno cominciato una ribellione contro i propri fratelli prima, che erano ellenizzati, contro un impero che li opprimeva. Per cui se un messaggio una risoluzione, una buona augurio può venire fuori da questa serata, che sia quello che ognuno di noi esce di qua con l'intento, con l'impegno e con l'incoraggiamento che lui, un'azione alla volta, poco alla volta, ma farà un cambiamento nel mondo, porterà un cambiamento nel mondo, e se ognuno di noi porta quella lucina in più, saranno tante le luci, alla fine arriviamo alla fine della festa di Hanukkah a accendere 8 luci che rappresentano, il numero 7 come sapete, la mistica rappresenta la natura, rappresenta il mondo naturale, i 7 giorni della creazione, i 7 giorni della settimana, l'8 rappresenta quello in più, arriveremo a un mondo che ha quella luce in più, che è una luce di giustizia, di uguaglianza, di libertà per ognuno. Il miracolo che è successo a Hanukkah erano due, era il miracolo della vittoria, vero, dei pochi che hanno vinto contro i molti, come abbiamo sentito, ma c'era anche un altro miracolo più fisico, più immediato nella riconquista del Tempio. I Maccabei riconquistano un Tempio costruito da Re Salomone, il proprio Tempio che è stato poi dedicato a idolatria, a altre regioni dei greci, altri momenti non ebraici da chi l'aveva occupato, riconquistano e devono riaccendere il candelabro. Per riaccendere il candelabro ci vuole un olio puro, un olio fatto da sommo sacerdote, questa è la legge ebraica, e cercano un olio, questa è la storia in spiccioli, la storia vera, la storia che si racconta anche ai bambini, ma come la storia che è successa a Hanukkah. Cercano dell'olio per riaccendere il candelabro, per produrre olio nuovo ci vogliono 8-9 giorni, si usa solo l'olio d'oliva, l'olio puro, l'olio della prima goccia di spremitura, per cui ci vuole tempo. Non trovano dell'olio puro perché i greci sistematicamente avevano consumato o comunque purificato, avevano portato via l'olio, tutti gli altri anche oggetti che servivano al rituale del Tempio.
finché però una piccola ampolla di olio viene trovata, ancora sigillata come doveva essere, nascosta, ma una piccola ampolla che doveva bastare per un giorno. Questa ampolla non accende il candelabro, non si consuma e durerà per gli 8 giorni necessari a produrre l'olio nuovo. E questo è il miracolo di Hanukkah, che è un'ampolla di olio, l'olio fisico, l'olio che dà luce, l'olio che in qualche maniera porta, è segno di essenzialità, è segno perché l'olio è essenziale, perché l'olio non è un materiale così di costo, non è il vino, non è l'acqua, non è il pane, non è qualcosa che dica, non è una cosa un po' più particolare, che è un po' l'indice della spiritualità, che stiamo cercando qualcosa che è un po' più di quello che quotidianamente usiamo, di cui abbiamo bisogno. Questo olio, per quanto la sua funzione è quella di bruciare, di consumarsi, non solo non si consuma e dura per 8 giorni, ma dà quella forza, quell'incoraggiamento a Maccabei a quel tempo, ma noi adesso, se ci addentriamo a questo miracolo, se contempliamo questo miracolo, se riviviamo questo miracolo, ci dà questa forza, questo incoraggiamento che il fisico non è limitato, il mondo fisico sia in termini di libertà, sia in termini delle possibilità che abbiamo, non è limitato a quello che conosciamo. L'olio non è limitato a bruciare solo un giorno, ma può durare anche di più se noi ci mettiamo il nostro olio. Se noi ci mettiamo, i Maccabei hanno messo di se stessi, hanno messo tutto quello che avevano e sono non solo dedicati, non solo hanno fatto di più, non solo hanno lottato, ma hanno messo la vita. Questa era l'idea, che se uno mette se stesso in prima linea, se uno impegna se stesso, anche il ritorno spirituale, il ritorno da Dio, il miracolo che vedrà, è il miracolo che in realtà ha fatto lui. Il miracolo è che anche il mondo fisico, i limiti del mondo fisico cambiano. E quando dico i limiti del mondo fisico volevo dire, riprendendo l'idea che noi accendiamo una luce, però ci sono tante luci, tante gente che accendono tante luci in altri porti, in altri posti, e queste luci si uniscono. La luce, se per quanto noi non la vediamo unirsi, ma le luci che esistono nel mondo, le buone luci, le buone azioni, le buone cose che facciamo, in realtà si uniscono e superano quel limite fisico in cui non vediamo una luce solo perché è lontana, in realtà si uniscono e si accomunano. Questo è il messaggio dell'olio. L'olio è un miracolo successo con l'olio è durato più di quello che fisicamente doveva durare, 8 giorni in più, non a caso 8 giorni di nuovo. Dopo vedremo anche il concetto del supernaturale, del numero 8, che indica qualcosa che è al di sopra del mondo fisico, ma commemoriamo questo miracolo, oltre di nuovo quello della vittoria fisica, della guerra, anche qualcosa di più spirituale che è indicato ed è in qualche maniera visto nella luce, nella candela, nell'accensione della candela che era nel Tempio allora e che noi oggi tutti accendiamo di nuovo. Vedrete dopo, accenderemo il candelabro, che il candelabro ha 9 braccia, quello che accenderemo qui fuori, quello che ha fatto Max Saro, che sta dedicato, bellissimo tra l'altro, ha 9 braccia. E tutti sappiamo che invece il candelabro ebraico, il candelabro del Tempio, aveva 7 braccia, ed è la domanda che mi si pone più spesso quando accendiamo un candelabro pubblico. Chi lo vede che non conosce la festa, o che comunque la domanda più spesso sento è: come mai il candelabro, questo qua, ha 9 braccia? Conosciamo un candelabro a 7 braccia. E ovviamente sì, c'è questa differenza, non è l'unica differenza. E non è neanche a caso, ci sono alcune differenze con cui i maestri hanno deciso di celebrare, i maestri di allora, del Talmud, che hanno decretato come celebrare la festa di Hanukkah, hanno deciso come celebrare la festa di Hanukkah e come poterla riprodurre per le generazioni, come poterla rivivere anche poi in futuro. Hanno scelto di variare leggermente i candelabri e anche il modo di accenderli. Le differenze sono, una abbiamo detto già, 9 braccia, 9 candele, 8 più la candela di servizio, candela
che è diversa dalle altre, con la candela dalla quale si accendono le altre, però sono 8 confronto alle 7 che abbiamo nel candelabro del Tempio. Le candele del Tempio si accendevano all'interno del Tempio, e si accendevano all'interno del Tempio per illuminare il Tempio, e il credo era, l'augurio era che dal Tempio poi luce, spiritualità, forza, energia esca al resto di Gerusalemme e del resto del paese. Ma era acceso dentro, ce lo accendeva il sommo sacerdote, non lo vedevano se non tramite le finestre del Tempio, che erano fatte in maniera da diffondere la luce, ma erano alte, non era una cosa pubblica come lo facevano. Un'altra differenza era che la candela del Tempio veniva accesa al mattino e rimaneva accesa tutto il giorno, mentre noi, in particolare, l'obbligo di ognuno di noi, obbligo ebraico della legge ebraica, è di accenderla di sera, e oggi la accendiamo anche sempre di sera, di notte, ma anche in pubblico. Chi lo fa a casa lo fa sulla finestra verso l'esterno, chi lo fa in pubblico fuori, come faremo stasera, è proprio al fuori per illuminare, così dire, per portare la luce in qualche maniera fuori. Tutte queste differenze non sono casuali, chiaramente sono legate una all'altra e sono qui a insegnarci, a farci rivivere la festa di Hanukkah in una maniera specifica e particolare. Sono tutte legate alla differenza che c'è fra un popolo che è libero, che ha il suo tempio, che vive la sua religiosità, spiritualità in libertà nel proprio paese, nel proprio luogo, in maniera di pace, in maniera tranquilla, e invece questa nuova situazione che ci sarà dopo la distruzione del Tempio, che ci hanno vissuto nei tempi della ribellione dei Maccabei, di un popolo in diaspora, un popolo in difficoltà, una situazione difficile, una situazione dove manca la libertà, dove c'è oppressione o dove c'è comunque contrarietà, come in questo caso era l'impero greco contro, non era neanche contro il popolo ebraico, era contro la cultura, specialmente la religione o la parte di fede che c'era nel popolo ebraico. Perché i greci in generale amavano la cultura, prediligevano la cultura, i filosofi greci si confrontavano con le filosofie di tutti i popoli, con quella ebraica in particolare, però c'era la grande divergenza a livello almeno accademico all'inizio, e poi che è venuta a procurarsi in una guerra, era quella sulla origine della Bibbia, della Torah, ed invece in confronto dell'origine della filosofia. Il popolo greco, i filosofi greci credevano e insistevano sulla supremazia della mente umana, sull'uomo, tanto è vero che sono arrivati anche alla cultura del fisico, dello sport e di altre maniere, perché l'uomo era al centro della loro credendo in dei, in altri, non fa niente, però la figura centrale, la contemplazione centrale era quella dell'uomo, con la mente umana, la filosofia all'apice di questa centralità. Mentre il popolo ebraico ovviamente credeva, e crede in una centralità del creatore, di Dio, in cui la sua saggezza, data a noi nella Torah, data a noi negli insegnamenti biblici, nelle leggi generali, nella giustizia umana, che però proviene da una fonte divina, da una fonte che è al di sopra della mente umana, da una fonte che detta alla mente umana le regole di base, sulla quale dopo la mente umana può espandere, può migliorare, può ricercare, può abbellire anche, però le regole di base, le leggi basilari su quale l'umanità si deve fondere. Abbiamo menzionato prima le 7 leggi di Noè, su quale che la Torah, la Bibbia, impone a tutte le religioni, a tutte le filosofie. Non fa niente, però ci sono delle idee di base che l'ebraismo crede, che troviamo nella Bibbia, che penso che sono comuni a tutte le religioni monoteistiche, che sono leggi molto sì basilari ma fondamentali, però il punto, il cuore loro è che sono leggi divine, non sono leggi che noi in qualche maniera accettiamo
per capacità intellettuale, perché le abbiamo capite, ma sono leggi che sono al di sopra, in qualche maniera accettate, imposte, se vogliamo dire, dal creatore tramite Mosè, tramite la Bibbia, tramite la Torah, o come comunque sono state comunicate. Queste leggi sono molto basilari, sono il rispetto assoluto della famiglia, dei valori familiari, il rispetto assoluto della proprietà altrui, il rispetto assoluto della natura, degli animali, il rispetto del creatore stesso, sia in termini monoteistici che in termini di fede e di riverenza verso un creatore che è comune a tutta l'umanità, ma a tutta la natura, a tutte le genti, e il rispetto della giustizia, con l'obbligo di vivere secondo un sistema di giustizia che sia funzionante, un sistema di tribunali di giustizia che siano funzionanti. Questi qua sono questi principi di base del patto di Noè, delle leggi che Dio dà in qualche maniera a Noè, alle sue discendenze, subito dopo il diluvio, per creare un'umanità che possa, basandosi su queste leggi, possa poi espandersi e credere in... stavo dicendo prima, la filosofia greca, questa è la base in realtà del dibattito e della divergenza col pensiero ebraico, che era la base, che poi di nuovo è diventata ovviamente una cosa politica, una cosa di guerra interna, ma la base era questa, era se la centralità è un'idea divina, è Dio che impone una base di comportamento, una base di leggi, e poi dopo noi su questo possiamo espanderci, oppure se è l'uomo che in realtà cresce, se l'uomo è la parte centrale del proprio universo. Per cui Hanukkah, sto dicendo, queste diversità che abbiamo trovato fra il candelabro che c'era nel Tempio e il candelabro come noi oggi lo celebriamo, come noi lo accendiamo, uno di nuovo sono il numero 7. In tempi normali, in tempi di libertà, in tempi in cui c'era il Tempio, potevano celebrare così come la situazione tranquilla, 7 luci bastano, vivere a seconda della natura, vivere a seconda, come si dice l'espressione in ebraico, ognuno sotto la propria vite, sotto nel proprio giardino, sotto la propria vita, ognuno a se stesso, con la sua famiglia, dentro i termini naturali del proprio benessere, della propria tranquillità, del proprio anche servizio verso gli altri, ma comunque dentro, senza sforzi eccessivi, senza come una tranquillità dell'individuo. Questo è il numero 7, è il simbolo della natura. C'è il Tempio, c'è i momenti in cui mi dedico alla spiritualità, vado al Tempio, vado nelle feste, nei momenti in cui devo fare qualcosa di una ricerca spirituale personale, però ho anche il mio orto, la mia vita privata e personale. Il numero 8, quando abbiamo aggiunto una candela, indica che ci sono momenti in cui la persona è chiamata a fare uno sforzo in più. Non è soltanto uno sforzo in più in quanto adesso non puoi, c'è qualcuno che soffre, qualcuno che ha bisogno e non puoi stare da parte, non puoi pensare al tuo giardino in questo momento, non puoi pensare a te stesso perché c'è bisogno. Ma ci sono dei momenti, e sicuramente storicamente ne stiamo vivendo uno tutti noi, sono dei momenti in cui la persona deve impegnarsi, non può essere neutra, non può fare soltanto un piccolo sforzo, un piccolo passo, un piccolo aiuto al prossimo, di bontà o di generosità, una piccola ricerca spirituale, una piccola crescita spirituale. C'è un momento in cui la persona è chiamata a essere una luce, prima per se stesso, per la sua famiglia, per la sua città, per il suo circondario, ma è chiamato e deve in qualche maniera illuminare. È necessario, perché? Perché c'è un buio, il buio aumenta, il buio è difficile, la situazione della vita può diventare difficile, e ognuno diventa una fonte di redenzione, di aiuto, una fonte necessaria di ispirazione, di nuovo prima per se stesso ma poi per la sua famiglia, per chi gli sta vicino. Ognuno deve fare questo sforzo maggiore, e queste sono
uno le 8 candele, in cui uno è chiamato a dare di se stesso, a fare, non solo a non pensare a se stesso o a distogliersi, ma anche a fare questi sforzi rischiando anche la vita, rischiando anche la propria tranquillità, ma dovendo cambiare, dobbiamo essere pronti a ribellarci a una situazione, a cambiare una situazione quando è necessario. La seconda cosa è che nel Tempio di noi si accendono tutte le 8 candele, noi a Hanukkah accendiamo una candela alla volta. Questo ci insegna che non possiamo cambiare, sappiamo che in momenti difficili non possiamo cambiare tutto in un istante, però una candela alla volta possiamo farcela. Ognuno accende una candela, la seconda sera si accendono 2 candele, la terza 3, oggi ne accendiamo 5. 5 è un simbolo molto importante perché il candelabro, come vi ho detto, ne ha 8 e allora oggi abbiamo più candele accese che non quelle spente. Arriveremo anche a 8, ma abbiamo già passato la metà, per cui l'incoraggiamento oggi è ancora maggiore. Queste candele aggiunte una dopo l'altra, una segue l'altra, se uno è costante in questa crescita è assicurato che arriva a illuminare di nuovo prima il suo angolo, ma arriva a illuminare il mondo. Si aggiungono queste candele, si aggiungono da lui perché ogni giorno è uno sforzo in più, ma ci insegna questa festa di Hanukkah che i momenti difficili, i momenti di nuovo come stiamo vivendo anche oggigiorno, ma i momenti difficili anche personali, dobbiamo sapere crescere, non possiamo accontentarci di, anche non solo di una luce, fare una luce sì, ma la luce deve essere atta e pronta a fare una seconda e una terza il secondo giorno. Voglio divergere un attimo in questi giorni, come sapete la Torah la leggiamo in varie porzioni, in vari pezzi durante l'anno. Proprio in questi giorni, sempre in concomitanza con la festa di Hanukkah, si legge questa parte della Bibbia in Genesi, in capitolo 40, dove c'è la storia di Giuseppe. Immagino tutti la conoscete, racconto brevemente per un po' addentrarci a questo messaggio di Hanukkah. Giuseppe, che sicuramente non ha avuto una vita felice, giovanissimo perde la mamma, 17 anni viene venduto dai propri fratelli in schiavitù, finisce schiavo in Egitto, in qualche maniera riesce a risalire facendosi valere nella casa del proprio padrone Potifar, riesce a risalire in qualche maniera, a essere accettato, essere apprezzato in questa casa dove è schiavo, dove deve lavorare. Comunque quando appena arriva a qualche riconoscimento, viene imprigionato di nuovo con false accuse della moglie del proprio padrone, viene imprigionato ed è in prigione adesso per non si sa quando, forse a vita, in prigione. La Torah, la Bibbia chiama questa prigione un buco, e in un buco in realtà non è anche una prigione, stiamo parlando dell'Egitto di allora. In questa situazione qua, in questi giorni proprio, leggiamo l'inizio del cambiamento di Giuseppe, il cambiamento della sua vita, l'inizio della sua in realtà redenzione, uscita non solo da questa prigione, ma arriva a diventare viceré d'Egitto tramite questa storia. Cosa succede? È in prigione, il ragazzo della prigione è il più giovane forse dentro, e vede i due, tutti conoscete la storia, di nuovo la dico solo brevemente, vede i due ministri o ex ministri del faraone che sono imprigionati anche loro per aver mancato nei loro servizi in qualche maniera al faraone. Li vede estremamente depressi, tristi, come dovrebbe essere per un'altra prigione, essendo in Sicilia. E Giuseppe, pur essendo di nuovo un ragazzino giovane, straniero in questa terra, si avvicina a loro e chiede: come mai, cosa avete, perché siete così tristi, perché vedo le vostre facce non come dovrebbero essere, non un po' più contenti oggi. Chiaramente loro gli rispondono, accettano questo apporto, questo incoraggiamento, questa apertura di un ragazzo, per quanto di nuovo straniero, eccetera, e gli dicono che sono qua in difficoltà, hanno anche sognato dei sogni, ma non sanno cosa ne sarà di loro.
E Giuseppe gli dice che se lui può provare, se ti sogni, può provare a dirgli cosa ne sarà, e come sappiamo a uno dirà che sarà ripreso, che sarà tirato fuori dalla prigione, tornerà a servire, tornerà a essere ministro del faraone, l'altro invece no, e così sia vero. Il punto su cui voglio soffermarmi è che Giuseppe è in prigione, nel peggiore dei posti, e nel peggiore delle situazioni, è il peggiore delle persone dentro la prigione, è un ragazzino, è straniero, è venuto lì su false accuse, ha tutti i diritti, ha tutto un motivo di essere lui depresso, completamente, non solo che non lo è lui, ma si permette, ha l'ispirazione, ha l'iniziativa di andare a incoraggiare altri che erano ministri, che non erano a sua altezza, che erano completamente più addentri alla cultura egiziana e alla loro posizione nella società egiziana. Lui va e incoraggia loro, gli dice, ma lui cerca, un momento in cui lui cerca e dice come mai, che domanda è se siamo in prigione, cioè, minimo che possiamo essere depressi. Giuseppe, e questo è un insegnamento del mio maestro dell'Rebbe di Lubavitch, Giuseppe vive anche in prigione, anche nel momento più difficile della sua vita, vive conscio che ogni cosa dipende dal creatore, che anche se sei adesso in una situazione in cui il minimo che puoi essere depresso, non solo non essere depresso, devi vedere che c'è quello che chiamiamo in ebraico Hashgacha Pratit, c'è una divina provvidenza. Se sei qua ora e in questa situazione c'è qualcosa, c'è un motivo, e questo motivo è un motivo positivo, e tu puoi tirarne fuori un motivo positivo, e vede che può aiutare, cerca di poter non solo pensare a se stesso, come io traggo qualche beneficio, come vedo io, come risolvo io il mio problema qui, ma cerco di risolvere anche il problema degli altri. Nel momento più difficile, nel momento in cui tutto ti sembra in qualche maniera crollare, non solo crollare, è già crollato, in quel momento se tu riesci a vedere che anche lì, che anche in quel momento lì Dio è lì con te, lì sei capace di accendere una luce, lì ci vuole la tua luce. E questo era il messaggio di Hanukkah, la luce ci vuole quando è buio. Quando c'era il Tempio, sì, la luce era all'interno, andava benissimo, però non è, quando c'è un buio, come quando c'è una ingiustizia, Giuseppe è assolutamente per motivi ingiusti in prigione, lì in quel momento, quando, come si dice, dicono i mistici, quando c'è una fessura nel muro, se vedi una fessura non è che sta cadendo il muro, da lì entrerà la luce, quella fessura sarà quella che farà passare la luce che c'è. Ogni persona ha una fessura, nessuno di noi è perfetto, ma quella fessura, quello che tu pensi che può essere un problema, un difetto, quella fessura da libera la luce, quello, se Dio ti mette in una stessa situazione, da libera la luce, trova Dio in quel momento. Per leggere un aneddoto chassidico, così uno dei favoriti, fra l'altro, miei, ma in generale. Sono due fratelli Belimela, famosi fratelli che viaggiavano insieme per la Polonia del primo Ottocento. Il motivo per cui viaggiavano era per aiutare comunità varie, andavano a insegnare, andavano a incoraggiare, erano momenti ovviamente difficili per le comunità ebraiche, e come capitava spesso lì, vengono, per il fatto di essere ebrei, per il fatto di viaggiare forse con o senza permessi, vengono imprigionati in un giorno. Vengono imprigionati in una camera con più di 40 prigionieri, buttati lì senza niente, non c'è neanche un bagno, per bagno c'è un catino che tutti usano in una camera. In qualche maniera passano la notte, si svegliano al mattino e uno dei fratelli sta piangendo. L'altro fratello dice non è da noi, siamo qua per piangere, cosa stai piangendo? Dice guarda, è ora della preghiera, io al mattino non ho passato una giornata senza pregare, perché evidentemente in questa camera non si può pregare dall'odore che c'è, è proibito pregare in un posto così, piango, cioè, io non conosco una giornata, non ho vissuto mai una giornata senza un inizio di una giornata con un rapporto con Dio, un minimo di preghiera, un minimo, come faccio andare avanti? Il fratello così dice, cioè non è
non è causa di piangere. Come non è causa di piangere? Cioè, non ti rendi conto che dove siamo arrivati adesso, neanche pregare non ci lasciano qui. Lui dice no, non è così, c'è un altro modo di rapportarsi a Dio. Come un altro modo di rapportarsi? Dio proibisce di pregare in un luogo così, in un luogo dove c'è questo odore, dove c'è questa situazione, è proibito, è Dio che proibisce di pregare in una situazione così. Per cui adesso non pregando tu fai quello che Dio vuole, non pregando osservi quello che Dio comanda, quello che Dio da te, in questo momento da te vuole che tu non preghi. Il fratello diceva, non ho mai pensata così, questo da non pregare, è un nuovo rapporto, probabilmente una nuova relazione con Dio che mi stai dando, questo mi riempie il cuore di gioia e in realtà comincia a cantare, coinvolge il fratello, cominciano a ballare, cominciano a girare intorno alla sala tutti contenti perché hanno scoperto questa nuova dedicazione, l'astenersi dal pregare è un nuovo risultato per loro, e coinvolgono anche gli altri prigionieri. Tutti, pochi minuti dopo tutta la camera sta cantando, ballando e girando. Chiaramente questa commozione viene sentita anche fuori dalle guardie che vengono dentro e dicono cosa sta succedendo qua. Non ascoltano neanche, tirano fuori uno dalla cerca e dicono cosa succede qua? E dice no, non siamo noi, sono quei due ebrei là che stanno festeggiando. Cosa stanno festeggiando? Non lo sappiamo, dicono che stanno festeggiando il loro Dio, diciamo come cosa sta in prigione, sta festeggiando il loro Dio? E se non solo hanno trovato un modello di festeggiare quel catino, il problema è quel catino, che da quel catino hanno detto che festeggiano per quel catino, quel catino te lo porto via. Ovviamente tira fuori il catino e il fratello dice adesso per pregare. Ognuno di noi sente questo rapporto con Dio, ognuno di noi ha un rapporto specifico, particolare. Reb Zusha diceva io non posso andare avanti la mia giornata senza pregare, non è solo la giornata, è tutto il giorno, in ogni momento. Il momento più difficile, il momento più bello, ognuno di noi ha un rapporto specifico, particolare, indipendente suo con Dio. Hanukkah viene a rafforzare, a risvegliare questo momento, a ricordarci che non siamo qui soltanto per avere un rapporto noi con Dio, ma a qualche momento anche ad astenerci, qualche momento anche a fare qualcosa di contrario, qualche momento come abbiamo sentito prima nella storia dei Maccabei, a lottare. Yudah Maccabi che aveva dovuto uccidere l'emissario dell'imperatore e altri, era in realtà un studioso e un sacerdote, non era una persona che ha mai lottato o fatto guerre prima. Qualche volta bisogna cambiare noi stessi, in qualche maniera dobbiamo trovare quella fessura, quello spazio in noi stessi che ci permetta di trovare una luce, di trovare un messaggio, ma non un messaggio generale, ma un messaggio che io posso dare al mondo. Può essere che aiuto il mio vicino, che gli dico che vado come Giuseppe a chiedere come mai cosa c'è oggi. Da Giuseppe, da quella domanda, semplice domanda di voler aiutare gente che probabilmente non si aspettava da lui neanche che gli parlasse, forse non era anche adatto che lui parlasse con dei ministri per quanto in prigione. Da quello Giuseppe poi diventerà, passeranno gli anni, si ricorderanno di lui, saprà interpretare i sogni, il faraone lo chiamerà e diventerà vice re d'Egitto. Quel vice dell'Egitto non è perché Giuseppe diventa il vice dell'Egitto, essendo vice del re d'Egitto Giuseppe riesce a salvare tutto l'Egitto e anche i paesi limitrofi dalla fame, perché si rende conto del messaggio che Dio manda al faraone, della fame, della famiglia, della fame che verrà, e si prepara e salverà dalla fame anche gli altri paesi, anche la propria famiglia. Quelli che l'hanno venduto verranno giù a cibarsi e a rifornirsi di quello che Giuseppe ha preparato per i tempi della fame. Per cui da questa attenzione che ognuno di noi può dare a un prossimo, piccolissima attenzione, come va? Cosa succede? Posso aiutare? Non soltanto tu beneficerai, ma il mondo può beneficiare. E questo è il messaggio di Hanukkah. Accendi una candela, accendiamo una seconda, una terza, una quarta, arriviamo al numero dell'8, che è il numero dell'infinito, il numero del divino, il numero dell'olio, del miracolo, il numero, però
arriviamo solo se c'è una costanza nella crescita, se l'impegno di ognuno di noi non solo che è costante, ma è un impegno di dare tutto se stesso, che non ho momenti di tranquillità mia, non c'è la mia pace, non posso pensare a me stesso, devo pensare in momenti difficili, in momenti in cui la festa di Hanukkah viene a incoraggiarsi, in quei momenti devo pensare a cambiare quello che sono io, prima di tutto con lo sforzo, ma anche quello che sono i miei dintorni, portare una luce, un messaggio, una novità nel mondo. E di nuovo il punto che vorrei sottolineare, non smetterò di sottolineare, è che quella novità nel mondo ognuno di noi la porta. E ognuno porta una novità diversa, una luce diversa nel mondo. E non fa niente di dove è nato, dove è cresciuto, di che religione, di che cultura, di quanto sa o di quanto meno sa. Lui può insegnare qualcosa a un altro, può portare un messaggio, può incoraggiare un prossimo, può portare questa luce in più nel mondo. Hanukkah è una luce in più nel mondo, una piccola luce, ma è una luce che cambierà il mondo, che ha cambiato il mondo fino adesso. Viviamo oggi in un mondo che è molto cambiato, non solo dai tempi dei greci, ma anche da qualche generazione fa, qualche centinaia di anni fa, tante persecuzioni, come popolo ebraico siamo troppo passati su tante cose, ma viviamo in un mondo in cui si può venire qui a Cerdea a fare una cosa, parlare, confrontarci su argomenti che probabilmente non solo feste ebraiche non erano celebrabili pochi decenni, poche centinaia fa. E non è solo qua, il mondo è cambiato proprio per la dedicazione delle persone. Vediamo momenti bui, ma i momenti bui sono bui anche perché ci avviciniamo a un miglioramento, come sappiamo la notte è più buia prima dell'alba. Il mondo l'abbiamo cambiato e lo cambieremo ancora, lo porteremo alla sua perfezione, a una luce completa, non solo che quando dobbiamo illuminare il buio, ma quando il buio stesso diventa, quando non c'è più buio, quando come quello che non pregando ritrova il creatore, ritrova il rapporto con il creatore, il buio stesso si trasforma e diventa una cosa positiva. Non c'è un vero buio nel mondo, sono sfide che Dio ci mette, sono sfide che Dio ci prepara sulla nostra strada, e quella sfida noi la possiamo, con una piccola candelina la possiamo trasformare. Il buio non è una vera sfida, è una sfida soltanto una prova, piccola prova in cui uno può affrontare, trasformare, eliminare in realtà e farla diventare una cosa positiva con un piccolo sforzo. Ci sono domande per Rav Rami Banin? Qualcuno ha curiosità, domande? Si possono fare anche dopo l'accensione, dopo la cerimonia delle candele. Dunque, allora noi adesso ci spostiamo fuori e ci spostiamo fuori, il Rabbi accenderà le candele con il rito che è previsto, quindi credo abbiamo previsto anche il microfono così tutti sentono, la voce forte però è meglio visto che siamo fuori, ecco, e a seguire appunto c'è tè caldo e ci sono questi dolci della tradizione ebraica. C'era una domanda forse? Sì, banale anche. Perché uno è ebreo per discendenza materna? È possibile poi diventare ebrei se non si è discendenti di una madre ebrea? Sì, assolutamente si può diventare ebrei, non è una prerogativa dell'ebraismo di convertire nessuno. Come dicevo, la Torah, la Bibbia, la cultura ebraica, il credo ebraico è che ci sono delle leggi di base che tutta l'umanità dovrebbe osservare, ma sono molto basilari, di nuovo rispetto alla famiglia, rispetto alla natura, cose così, e che poi tutte le altre religioni, filosofie, finché non contraddicono queste leggi di base, sono tutte benvenute, perché non c'è una volontà dell'ebraismo di far diventare nessuno ebreo. Uno nasce ebreo in una famiglia ebraica, da padre e madre ebreo. Può diventarlo. Scusi? Può diventarlo. Uno può convertirsi all'ebraismo se vuole,
chiaramente deve convertirsi a seconda del canone ebraico, vuol dire diventare un ebreo osservante, un ebreo che segue i precetti della Torah, e benvenuto, cioè benvenuto, magari si vede, si cerca di sapere perché non cerchiamo, c'è un battesimo, non crediamo che tutti devono diventare ebrei, crediamo che ognuno deve stare nella propria cultura, però come dire, seguire, riconoscere il creatore, che in qualche maniera tramite Mosè, tramite la Torah ha dato degli insegnamenti vari. Poi uno può convertirsi. Chi nasce ebreo, che di nuovo se la mamma è ebrea, uno nasce ebreo, avrebbe l'obbligo dell'osservanza di questo, chiamiamolo così, sacerdozio, impegno di osservare quello che Dio comanda per il popolo ebraico nella